are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolie. All I want is you, you're my sherry. Persona che ha sempre avuto molti interessi nella vita, quindi ho sempre lavorato variando nel tempo, nella giornata, tante ore e dormo poco, dormo 5-6 ore alla notte. Ma le volte su tutta la notte, quando delle cose devono essere fatte, le faccio la notte. 76 anni, me lo ricordo. Ecco, volevo dire, ho un'azienda che va molto bene e ho trasmesso, ho dato tutto ai figli, certamente con la cautela che un genitore non deve mai avere bisogno dei figli, quindi deve essere sempre autosufficiente. Non ho obbligato nessuno, ma avere un padre la soddisfazione di avere i figli che lavorano nella sua azienda senza aver obbligato nessuno è una soddisfazione veramente forte. Adesso in questo contesto io ho comprato da 4-5 anni una villa che nessuno la voleva e praticamente ho utilizzato tutta la conoscenza che avevo prima durante i 35 anni di attività imprenditoriale anche per spendere meno e fare le cose per bene. E sono soddisfatto perché il risultato è stato ottimo. Io mi trovo l'orto per tutte le mie cose, mi trovo il frutteto, mi trovo i prati, mi trovo tante cose e quindi io quando ho un'ora di tempo, mezz'ora, io ho sempre qualcosa da fare. Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciarci? Il messaggio che voglio lasciare è che in questo contesto io sono venuto qua col segno di un lucernario. Cosa vuol dire lucernario? Che mi trovavo nel buio perché non riuscivo a trovare la via d'uscita perché volevo studiare l'inglese per comunicare meglio, eccetera. Però studiarlo nel modo tradizionale che mi hanno insegnato e praticamente non avevo soddisfazione e quindi pur impegnandomi nessun risultato. Ecco, sono venuto qua e volete che ho trovato la luce. Un lucernario, uno entra con una candela e cosa mi ha dato? Mi ha dato una via di uscita, mi ha dato una finestra, una porta per uscire, per essere illuminato e poter dire che nella vita c'è sempre spazio per poter migliorarsi. Ciò che prima l'esperienza di quello che ti dice l'uomo del mondo, tu a un certo punto sei come fossi in una cappa che non riesci a spaccare per uscire. E quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, sostenuto, Davide che mi ha dato l'opportunità, l'incoraggiamento tuo che veramente leggendo quello che scrivete l'ho sentito vero e quindi per l'esperienza della vita e sono venuto qui e vado a casa soddisfatto e auguro a tutti gli altri di poterlo fare e troverò e ho tante cose da fare ancora, quindi sono contento che non sarò mai